Oggi facciamo una live, sono appena tornata a casa, sono leggermente distrutta, però siccome oggi ho fatto un acquisto che mi piace tantissimo, cioè questo, che mi piace tanto tanto tanto, la guida degli angeli, di cui ho anche le carte peraltro, ho deciso di provarlo. Signore, e poi cosa ancora? Stanno arrivando tutte le notifiche, mamma mia, degli interventi beh, solito, tanto per non sbagliarsi. Sì, dopo vi rispondo a tutti. Che stress. Vi voglio bene, dopo vi rispondo. Oh, ok, basta, non mi scrivete più. Allora, dicevo, se vi fate delle domande, io le domanderò a questo libro. Oggi, guarda, veramente sono entusiasta, mi piace tantissimo, visto che dovevo fare le live, non c'entra niente, lo so, con il canale che parla, poi se chiaramente volete fare domande sulle analisi, sulle sessioni che abbiamo fatto, non c'è problema. Vediamo un po' se arriva qualcuno, tanto aspettiamo. Stavo dicendo che oggi ero via per negozi e ho trovato questo libro. Era sulla parte dove vendono libri esoterici. Sono sempre curiosa, vado sempre a guardare qualcosina, c'ho pure il capello alto, non importa, mettiamolo giù. E mi è piaciuto tanto. E allora l'ho provato tutto oggi che lo provo, ho detto beh, dovevo usarlo sinceramente sull'altro canale, Esoteric Whisper of Gaia, però ho detto vabbè, proviamolo anche su Edi, vediamo un pochino come funziona. Eh sì, è proprio bello, poi mi piacciono anche i colori, guardate che belli che sono, non so se si vede, poi anche le figure sono bellissime, sono veramente belle, 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 belle. Guardate qua, aspetta, la guida degli angeli, aspetta un attimo. Oh, questo è anche molto, molto incantevole, guarda che bello che è. E poi ho imparato un disastro da voi, non so quanti termini incantevoli, stupendi. Ah, che bello, è bellissimo, veramente. Ma poi mi sono accorta che facendoti le domande, almeno a me, mi risponde sempre, guardate che bello, stupendo, mi risponde sempre appropriatamente. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po' se ci sono altre figure. Vediamo, un attimo solo che vi faccio vedere anche queste, vai, che è bellissimo. Questo coi bambini poi è stupendo. Gli angioletti, guardate che belli. Cioè, veramente un libro incantevole, mi piace tantissimo. Mi piace proprio tanto tanto. Oh mamma, mi arrivano pure, scusate, perché io quando sono, mi arrivano sempre. Ciao Jacqueline, se sei sveglia. Allora, io pensavo fosse a dormire a quest'ora. Guardate questo qua, è stupendo. Guardate se non è bello. Ciao, buonasera Mirko. Guarda che bello. Guarda che bello questo libro, è stupendo. E penso che sia uno degli acquisti, a parte i pendoli, quando prendo i miei pendoloni che sono bellissimi, era da tanto che non mi fermavo più. Ciao Willy! Vuoi sapere come funziona? Allora, fai una domanda, io lo chiedo al libro e lui ti dà una risposta. È il libro, Mirko, è La guida degli angeli. Ti dico, io di solito queste cose qui non
non le prendo mai perché non ci credo tantissimo, però non so perché oggi ero attratta. L'ho visto e ho detto deve essere mio. E poi ho detto la prima live che faccio su Esoteric Whisper of Gaia, che è l'altro canale che divido con la mia socia Daniela, e lo userò magari quando faccio la sessione delle carte in abbinamento con le carte. E niente, l'ho visto, mi è piaciuto e l'ho preso. Sì, penso sia più o meno la stessa cosa, solo che questo, io ho le carte di questa autrice qui che è Doreen Virtue, non so come si dice, e sono stupende, sono le carte quelle quantistiche praticamente, e sono veramente belle, 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 anzi forse le ho anche qua in giro, ve le faccio vedere. Non sto facendo... Ehi, ciao! Danolex, Madonna. Ciao carissimo. Aspetta che vi faccio vedere anche le carte. Un attimo, che le ho qui perché ogni tanto le faccio agli amici. E io non sono una cartomante, ve lo dico. Lo faccio per giocare con gli amici. E mi piace tantissimo, peraltro. Cartomanti fanno le cartomanti, io non faccio la cartomante, però ci gioco e mi piace tantissimo. E mi piace anche, seguo tante cartomanti, anzi le saluto se mi stanno vedendo. Vedete, queste sono le carte, quelle di chi ha scritto quel libro lì. Sono stupende, sono guarda, tutte colorate, sono quelle quantistiche. Sono proprio belle, belle, belle. Perché ce n'è anche qualcuna. E io le adoro. Anche a chi le faccio gli piace tantissimo questo tipo di carte qua. È bellissimo. Ma questi sono più argomenti che di solito trattiamo sull'altro canale che su queste. Sì, sono proprio belle, Mirko, mi piacciono tantissimo. Aspetta, mi piace proprio farle vedere tutte perché guarda che meraviglia. Queste qua sono praticamente quelle dell'autrice di quel libro lì, ha fatto queste. Infatti io quando l'ho visto, ti giuro, ho visto i colori delle figure, non avevo neanche guardato l'autrice perché proprio ero attratta dal libro. Sai quando hai vedi una cosa e dici deve essere mia? Ecco, doveva essere mia e l'ho presa. Su questo canale, questo argomento qua, ripeto, di solito non lo tratto, non mi interessa, però non so, oggi stasera avevo proprio questa voglia, guardate che belle che sono un po' rovinate perché le ho portate al mare quest'estate e le facevo al mare con chi era con me e appoggiandole sull'asciugamano bagnato si sono un po' rovinate, però ti dico sono bellissime, guarda che figure, guarda che bellissimi che sono, che adesso non ve le faccio vedere tutte, ma giusto per, guardate che meraviglia, cioè sono veramente, questa poi è la fine del mondo, ah che meraviglia, guarda, sono proprio belle, 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 belle. Adesso le metto via perché sennò passa la gatta e me le mangia, che lei fa sempre i dispetti. Anche l'altro giorno mi sto rovinando l'altro mazzo di carte. Allora, dicevo, fate una domanda, questi però sono spirituali, per cui roba spirituale, cioè non è che potete scrivere quanto guadagnerò questo mese, cioè capisci che è un po' difficile questa cosa. Così giochiamo un po'. Fate una domanda e vediamo un po' cosa viene fuori. E li hai fatti? Li sai fare, Mirko? Qualsiasi domanda, allora proviamo. Riuscirò a realizzare un mio sogno? Yuhu! Aspetta che si è aperta. Ok, vediamo un po'. Allora, di solito si fa così, no? Si chiude tra le dita, un attimo di concentrazione. Mi metto in centratura, un attimo solo. Allora, la domanda è: riuscirà Willy a realizzare il suo sogno? E allora vediamo un po'. Aspetta che abbasso un po' così vedete meglio. Mentre facciamo così. Riempi il tuo cuore di felicità. Hai il diritto di essere felice quando vuoi. C'è una riserva illimitata di gioia dentro di te e nel tuo mondo.
Ogni giorno ti trovi di fronte a numerose scelte che attirano la tua attenzione. Ciò di cui ciò di cui decidi di concentrarti è un riflesso di quello che vuoi nella vita. Quando scegli la felicità, poi ne vedi molti esempi di che supportano la tua scelta. Inizia ad accorgerti di quanta bontà, quanto amore, quanta gentilezza ci siano nell'universo. Oggi, se ti sembra che la tua energia e il tuo amore siano bassi, è un segno che indica che hai scelto di focalizzare su qualcosa di negativo. Ricorda che troverai sempre nelle prove a supporto di qualsiasi giudizio tu abbia su te stesso, sugli altri e sul mondo. Quale opinione potrebbe portare maggiore felicità a te e agli altri? Poi sotto c'è il pensiero del giorno. Cerco la gioia in tutto quel che faccio, concentrandomi sui molti esempi di amore e di felicità che mi arrivano. C'è abbondanza di, c'è abbondanza di bontà in questo mondo. Le persone sono gentili e premurose, proprio come lo sono io. Adesso non so se questo è il messaggio che ti è arrivato, però non so se è quella che tu ti aspettavi, Willy, fammelo sapere. Ci ho provato, ci ho provato, ma non so bene come funziona. Poi proverò in futuro. Guarda, di solito funziona così: lo prendi tra le mani così, ti metti in centratura, cioè ti concentri, cerchi di connetterti col libro a livello del cuore, perché se non usiamo quello non andiamo in connessione. Grazie, lo prendo per un sì. Ok, sono contenta, Willy. Lo metto in connessione con il cuore, dopodiché, chiudendo gli occhi, faccio così, e intanto chiaramente inizio già a fare la domanda che mi è stata posta, intanto continuo a ripetere la domanda facendo così, poi sempre con gli occhi chiusi vado a scegliere una pagina e l'altra, per ogni pagina c'è una risposta, dove va la mano, dove va l'istinto, dopo leggerò e arriva la risposta, insomma. È bello, io tutto il giorno che lo faccio, ti devo dire che mi ha dato le risposte che volevo, per quello ho detto voglio provare a utilizzarlo alle persone se lo vogliono, mi fanno la domanda e glielo leggo. Anche se sono un po' stanca. Sì, è divertente, ti devo dire, no, ma sai cos'è bello, Mirko? È che, porca miseria ci prende, ti devo dire, a me c'ha preso. Non so se sembra che anche a Willy ci abbia preso. Mi dà delle risposte che sono in coerenza con la domanda che faccio, insomma. Più che divertente mi sembra molto appropriato. Come un gioco che secondo me poi alla fine non è tanto un gioco, perché le risposte poi sono quelle giuste. Porca miseria se sono giuste, ma è veramente bello. Ma poi mi piace anche perché vedi, non so se si vede lì, ha tanti colori, no? Dal viola al giallo, poi c'è il rosa, il verde. È veramente bello, cioè come i chakra, ha i colori del chakra. Anche le carte hanno quei colori lì, sembra, eh? Sì. Fammi vedere perché le ho utilizzate tante volte, ma la memoria mia non è tanto. Sembra divertente, ne ha di pagine. Sì, sì, ne ha. Aspetta che guardo. E guarda che poi voglio dire che nessuno mi paga, nessuno mi ha. È proprio mi è piaciuto e ho voluto farlo vedere perché sto andando a vedere le pagine, quante pagine sono. Madonna, c'ho lo stomaco che brontola. 365 pagine sono e per ogni pagina 2 facciate praticamente di risposte. Connettiti con gli angeli della natura, che bello. Ma poi per me piacciono proprio le foto, guarda questa anche che bella, è deliziosa, sono veramente belle. Poi è anche scritto bene, tutti i ghirigori come piace a me, ma proprio bello bello. Sì, ne ha tante veramente, anche pesantino, che se lo tiro dietro qualcuno gli faccio male, ma non lo tiro perché sennò poi si rovina. Mi piace tanto, ma veramente tanto tanto. Ho detto, ma che miseria, lo voglio provare. Sì, ha tante belle immagini.
proprio fatte bene. Non vuoi fare una domanda, Mirko? Fai una domanda anche tu, sempre sullo spirituale. Poi non so, buttala così, fai come Willy che non fa mai domande specifiche, fa le domande sibilline perché sa cosa vuole, lui immagina cosa vuole che risposta vuole ricevere, però non ti dice mai. Infatti già su Facebook avevamo fatto qualcosina in altro modo, però con le carte quella volta, giusto per trovare. Troverai il lavoro. E non so se su queste cose qua è più una cosa spirituale, ma proviamo, magari la risposta che secondo te può arrivarti appropriata. Aspetta, che mi centro un attimo. Allora, Mirko troverà un lavoro. Mirko troverà un lavoro. Mirko troverà un lavoro. Mirko troverà un lavoro. Cambia te stesso. Da oggi trovi che la tua energia e il tuo umore sono bassi. Ricorda che puoi sempre spostarti a un livello più alto. Il tuo potere coincide con la forza della tua volontà, insieme al nostro aiuto e la nostra assistenza. Quando sei stressato, la tua aura si irrigidisce e si restringe, cosa che aggrava il calo di vitalità delle tue emozioni. Invoca noi, angeli, per rilassare l'aura in modo che possa distendersi di più e aumentare le tue sensazioni di felicità ed energia. Ogni volta che vuoi trasformarti, non devi fare altro che fermarti e decidere che ti chiedi. Madonna, ragazzi, scusatemi, allora riparto. Ogni volta che vuoi trasformarti, non devi fare altro che fermarti e decidere che ti piacerebbe avere un umore migliore o una energia. Questa scelta è il tuo punto di partenza. Mentre inspiri profondamente, immagina di attrarre tutta l'energia universale che desideri assorbire. Pensiero del giorno. Prendo il controllo del mio umore e delle mie emozioni. Oggi ho deciso di sentirmi molto bene. Grazie angeli per avermi aiutato a mantenere la mia energia e il mio morale alti e sani. Non so se sia inerente a quello che tu vuoi, ma questa è la risposta. Vediamo un po' cosa avete scritto. Ho trovato lavoro. Ciao a tutti, ciao Marilena. No, Marlena. Cosa si parla oggi? Marlena, oggi avevo questo libro, lo sto mostrando e dovete un po' aver pazienza perché leggo anche da schifo a quanto pare. Se capite quello che leggo, fate delle domande, io scelgo e vediamo cosa mi risponde questo libro qua che è bellissimo, lo sto facendo vedere prima, che ha tantissime belle immagini. Aspetta, proprio la fortuna che ho proprio su quelle senza immagini. Un attimo, te li faccio vedere, Marlena. Per esempio, questo ancora dovevo farlo vedere. Guardate che belli che sono, bellissimi. Non c'entra niente con questo tipo di canale, perché noi parliamo di fantasmi, di energie, però oggi avevo voglia di far vedere questo perché mi sono innamorata, è troppo bello. È troppo bello questa cosa qui. Allora, vediamo un po' cosa mi state scrivendo. Date piano perché non riesco a starvi dietro. Niente, pagina, sì, tanto. Dove siamo arrivate? Hola, Hermosa. Uela! Bellissima! Devi fare qualche domanda anche tu? Buonasera. Pensavo fossi a dormire, cara. Un saluto a te, carissima, un bacio, che sei sempre carinissima. Pensavo fossi a dormire, per quello non ti ho avvisato che ero in live. Anche se non c'entra con quello che ho chiesto, ma quello che c'era scritto sul libro è esatto. Beh, mi fa piacere. Ma vedi, perché questo è più una cosa che va
va sullo spirituale, capito? Per cui una domanda sul materiale non è che ci sta molto, ma probabilmente ti ha colpito quella parte, spirituale che tu non hai chiesto, ma di cui avevi bisogno, insomma, ti ha preso lì. Ho paura, no, non devi aver paura. È un libro degli angeli. Uno fa delle domande a livello spirituale e io a caso faccio una canalizzazione, vedo la domanda che fate e che risposta vi arriva. Se hai una domanda da fare anche tu, la faccio. Sono a letto da un pezzo. Ah, ecco, sapevo io che tu andavi a leggere presto. Angolo di Antonella. Ciao Angolo di Antonella, no, Angolo di Antonella. Sera carissima. E allora ho detto, guarda, siccome l'ho preso oggi e non sto facendo pubblicità a nessuno, quindi non son pagata né niente, però mi è piaciuto. Sì, è molto bello, e anche tante belle figure, tante belle figure. Allora, okay, ho detto: "Proviamo, mi fate una domanda e vedo di rispondervi quello che viene fuori", però è sempre a livello spirituale, Tra l'altro sto pochino oggi, non faccio le live di 4, 5, 6 ore, non è il caso. Quindi fatemi qualche domanda che io farò al libro e vediamo cosa risponde. Sarà una domanda, ehm, sarà una domanda a livello spirituale. Grazie. Ho adesso appena letto un intervento di Roby che sta scrivendo sull'altro canale che è collegato ancora al mio e mi sta facendo dei complimenti bellissimi. Grazie Roby, mi dispiace che vai via. Appena letto che hai intenzione di chiudere tutti i canali, mi dispiace. Dall'altra parte, se ha problemi personali, giustamente uno vede prima i propri problemi, è giusto che sia così. Allora, ti chiederò un consiglio spirituale per me. Ok, fai una domanda, Marlena. Fai pure la domanda per te e io vedrò cosa mi risponde nel libro. Sì, uno alla volta, se volete fate domande, non c'è nessuno. Isabetta, ciao Eli, carissima. Se volete far domande, fate domande, io chiederò al libro e vediamo cosa mi risponde. Ovviamente sul materiale è difficile che un libro come questo possa rispondere sul materiale, sì, è sempre qualcosa sullo spirituale quello che risponderà, quindi amore e via dicendo. Ciao Enma, carissima. Allora, vediamo un po', Marlena. Non saprei qualcosa riguardo alla situazione che sto attraversando ora. Bene, grazie. Tu come stai? Sto usando il libro qua degli angeli, voi fate delle domande, io lo apro a caso e vediamo dove mi porta a caso. Saranno gli angeli a rispondervi, sempre su cose non materiali, mi raccomando. Oddio, per esempio Willy, la persona che ha fatto prima la domanda, non mi ha detto specificatamente. Vedi tu, se vuoi fare una domanda specifica, fai la domanda specifica, altrimenti puoi anche stare sul vago, insomma. Ciao a tutti quanti, mi fa piacere seguire la tua live. Grazie Emma. Emma. A me fa piacere avervi qui. Ciao, 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 siete tutti carinissimi. Dai Marlena, fai 'sta domanda. No, chi era che doveva far Marlena? Qua mi son confusa, non capisco più chi doveva far la domanda. Chi deve far la domanda la faccia, insomma. Mirko l'ha fatta, Marlena l'ha fatta, vediamo un po' chi c'è. Certo che no, è facile a fare qualche domanda lo so che non è facile. Io non so, uno può anche chiedere, per esempio, non so, non solo sullo spirituale, per esempio anche sul proprio. Ma poi alla fine stavo pensando, Mirko,
che poi alla fine bene o male t'ha risposto anche quando hai fatto quella sul materiale, quella del lavoro. Fate le domande che volete voi, loro risponderanno e poi bisogna dovete sentirlo voi se quello che avete domandato può essere connesso alla risposta oppure più una cosa vostra interiore, che è andato a rispondere qualcosa vostra interiore. Allora chiederò riguardo alla mia evoluzione spirituale. Ok, Marlena, vediamo un po'. Potete dirmi per favore sull'evoluzione spirituale di Marlena? Datemi un messaggio a Marlena sulla sua evoluzione spirituale. Prendi decisioni chiare. Il percorso verso la manifestazione inizia con una decisione precisa riguardo a cosa vuoi veramente. Le tue manifestazioni saranno poco chiare finché non prenderai una decisione risoluta riguardo ai tuoi desideri. È impossibile non farlo, perché non scegliere qualcosa è comunque una scelta. Potresti pensare: Dio conosce già ciò che voglio e di cui ho bisogno. Il cielo ti darà dei suggerimenti, ma prendere decisioni è un'impresa collettiva. Preghi e rivolgi indicazioni che puoi scegliere di seguire, ma senza una decisione precisa sei come un artista che non conosce la destinazione. Cioè, scusa, autista, non artista. Mamma mia, scusate, che non conosce la destinazione. Le tue decisioni sono le tue cartine stradali. Oggi prendi una decisione chiara riguardo a qualcosa che desideri. Potrebbe attrarsi Madonna, veramente mi scuso, non so leggere. Potrebbe trattarsi di miglioramenti della tua vita, di sostenere una causa in cui credi o di qualcos'altro che ti senti guidato a fare. Non c'è bisogno che tu sappia come raggiungere l'obiettivo o quali azioni intraprendere. Devi semplicemente concentrarti sul tuo sogno. Dopo averlo fatto, vedrai chiaramente quali passi sono necessari e noi angeli siamo sempre qui per aiutarti. Pensiero del giorno. Per me è sicuro decidere chiaramente ciò che voglio. Prego e chiedo consiglio a Dio con rispetto, con i miei obiettivi e desideri. Seguo il mio cuore attraverso questo processo e scelgo di dare retta alla mia guida intuitiva. Che dici? Ci sei? Ti senti soddisfatta della risposta? Devo andare allo specifico. No, vabbè, quello abbiamo fatto. Certo che non è facile, sì. Ok, allora chiederò. Buonasera. Buonasera Oliver. Hola. Nessun altro fa domande? Tutto bene, sì Oliver, grazie. Tu, tutto ok? Stiamo, torno a ripetere per chi è arrivato adesso, stiamo usando questo libro qua, che io leggo da schifo, ve lo dico, mi ingambero in continuo, però bene, dai, tutto bene. Frugiferius, non hai domande da fare? Fai una domanda che vuoi, Antonella, quello che vuoi. Non c'è problema. E mi sono accorta che comunque, per esempio Mirko aveva fatto una sul lavoro, anche se non è che gli ha detto domani trovi lavoro, gli ha parlato più sullo spirituale e lui comunque, da quello che ho capito, si è sentito che la domanda, insomma, la risposta era comunque per lui, anche se non parlava di quello. Direi che ci hai preso riguardo al mio conflitto. Perfetto, Marlena, fa piacere. Grazie a te che hai fatto la domanda. Qualcun altro, dai, fate una domanda, quella che volete, poi vediamo se vi rispondono. In ogni caso rispondono, però magari invece di rispondere su quello che avete chiesto voi, vi risponde su qualcos'altro che comunque voi sentite vostro. Perché ripeto, sono più cose
Sono anche, per esempio qua c'è scritto, lui ti scrive: "365 messaggi angelici per sollevare, guarire e aprire il tuo cuore." Quindi va anche bene così. Grazie Mirko, grazie che sei stato qua a farci compagnia e per le domande che hai posto. Grazie, grazie a te. Bacio. Com'è nato questo amore per i fantasmi? Okay, questa è un'altra domanda. L'amore per i fantasmi è nato perché, diciamo che si è trasformato in amore, perché prima era in paura, era paura. Perché quando ero ragazzina ho iniziato a vedere e a sentire quando ero ragazzina, quando ero molto piccola. E poi per tanti anni ho pensato che fosse una maledizione, perché mi sentivo attaccata, mi sentivo credevo che volessero farmi del male. Poi invece col tempo ho maturato l'idea che non era così, che ero io che non capivo, che loro volevano farsi sentire per comunicare. E quindi poi ho cominciato a cercare di ehm ho ho cercato di capire cosa volessero, come e come fare per aiutarli se serviva, chiaramente senza danneggiare me. E ho cominciato a studiare diverse cose e poi alla fine sono arrivata alla conclusione che per quanto tu studi è una cosa sempre soggettiva e che devi sempre sentire il tuo sé interiore ed è quello che ti guida e ti aiuta nella comunicazione sia con le persone che con gli spiriti, con le entità, insomma. Che in realtà non esiste il male assoluto, come non esiste il bene in assoluto, né su questo piano di esistenza, né su, il piano loro, insomma, nel piano eterico. Tutto lì. Buona serata a tutti, chi viene e chi va, buonasera, che adesso non ci capisco più chi sta andando via, chi sta arrivando. Mamma mia quanti siete, tantissimi. Ti senti soddisfatta, Frugiferius, per Sardegna, per la risposta? Va bene così o devi fare altre domande? Altri che vogliono fare domande, magari me la son anche persa. Se ho perso qualcosa, se ho perso qualche domanda rifatemela perché non riesco a trovare. Allora, vediamo un po'. Allora chiederò riguardo alla mia rituale, vabbè, no, non avete più fatto domande a parte quella su, come è nato il mio amore per la caccia ai fantasmi, insomma, per questo mondo. Okay, okay. Buonasera, buonasera. Okay, va bene così. Sì, grazie mille, sei stata molto chiara. Okay, grazie a te per la domanda. Qualcun altro per il libro? La ripeti per favore Elisabetta, perché mi è sfuggita, non riesco a trovarla. Ripetimela e vediamo un po' cosa posso fare. Se il libro può rispondere sulle faccende d'amore. Oh mamma mia, non so, fai una domanda specifica e proviamo, proviamo, vediamo un po'. Però facciamo in fretta perché io vorrei chiudere, vorrei fare proprio una cosa di 1 ora perché, sono stanca. Oggi ho avuto una giornata veramente, sono stata su e giù per il mondo. È una giornata bestiale tra impegni e altre cose. Fai una domanda Elisabetta specifica sull'amore e vediamo cosa mi risponde, cosa ti risponde. Poi questo qui, ripeto, lo utilizzerò sull'altro canale, Esoteric Whisper of Gaia, in abbinamento con le carte, perché avevamo deciso di fare una specie di rubrica settimanale in cui si usavano 3 carte, per dire, oracoli, in abbinamento con il libro. Per questo anche mi è saltato all'occhio, cioè col libro ho deciso io oggi, quando l'ho visto ho detto lo utilizzerò per quello. Mi sto avvicinando a una persona, volevo sapere se può funzionare.
Allora, vediamo un po'. Allora, Elisabetta si sta avvicinando a una persona e vorrebbe sapere se può funzionare. Può funzionare questo avvicinamento di Elisabetta a questa persona? Penso a livello di sentimenti, di amore, credo, intenda quello. Può funzionare? Dammi una risposta. No, e poi dicono, hanno- non lo so, adesso vediamo, ti ha risposto sull'amore. Guarda, fai vedere più. C'è scritto questo, ricorda che sei sempre amato. Ora, ora sarà un caso, sarà che, ascolta, quando ti senti trascurato e non amato, significa che stai focalizzando sull'apparenza e sulle illusioni. La verità è che sei sempre amato dal cielo e da tutte le persone, nonostante le apparenze indichino il contrario. Dio è amorevole e onnipotente. Questo significa che l'amore divino è ovunque e tutto ciò che sembra diverso è il vaneggiamento della paura. Dal momento che questa verità è assoluta, valida quindi per ogni persona, ne consegue che che tutti ti vogliono bene e che tu provi lo stesso per loro. Non devi sforzarti per essere amato o amabile, questo implicherebbe che l'affetto di Dio debba essere guadagnato o forzato in qualche modo, quando in realtà è la cosa più naturale di questo mondo. Invece di sforzarti così tanto, permetti semplicemente al tuo vero io di rivelarsi. Quella parte di te che felice e tranquilla incarna l'amore di Dio e si esprime attraverso di te. Tutti rispondono in sintonia con questa verità perché desiderano ricordare l'abbraccio del cielo. Attraverso la tua felicità, gli altri ritroveranno l'amore divino e la gioia in se stessi. Pensiero del giorno. Sono sempre apprezzato perché sono degno d'amore, fino in fondo. Gli altri mi vogliono bene sinceramente, per quello che sono io, per quello che sono io ricambio questo sentimento. L'affetto di Dio è ovunque, anche dentro di me e nelle persone che incontro. Buonanotte Frugiferius, grazie per essere stata qua, buonanotte, ci sentiamo domani. Un bacio, ciao carissima. Grazie, è una bellissima risposta. Sono contenta Elisabetta che ti è piaciuta. Marlene, Elisabetta Lacozza, ti amiamo tutti, Ellie. Certo che ti amiamo tutti. Un bacione. Sei amata da tutti, lo dice il libro, anche Dio ti ama e tutti gli altri. Ok, altre domande? Se le avete fatte tornate a rispondere perché vediamo un po' se le avete già fatte di lei. Che ci hai preso riguardo? Questo è quello di Marlena. Ok, questo è quello di Frugiferius, che adesso è andata Nanna. Poi riguardo l'amore mi dirà qualcosa sul tuo libro. Sì, abbiamo fatto. Una bella domanda di questo tipo. Se è andata bene lo sai tu, vedi tu. Altre domande? Ciao Antonella, ci hai pensato? Che domanda vuoi fare Antonella? E vediamo cosa ti risponde il libro. Buonanotte. Vai a dormire Marlena? O stai salutando chi sta andando via? Mamma mia, scusatemi, c'è lo stomaco. Io quando bevo, mangio, dopo che ho fatto l'operazione, sempre che mi brontola lo stomaco. Quindi abituatevi al brontolio, vi devo dire. Ho intenzione, visto che sono sul canale di Eddie, e ve lo dico con molto la prossima live che farò, ho intenzio ah okay Marlena.
Ho intenzione di tirare giù la live che farò, non so se lo farò anche con questa o prossima, no, perché ho tanto brontolino di pancia, dopo magari va a come si dice, a inquinare i risultati. Pensaci, una domanda semplice Antonella, una semplicissima, cioè non servono fare grandi domande. E stavo dicendo, farò la prossima live, farò un esperimento proprio in live, in cui poi tirerò giù il video e lo analizzerò per vedere se ci sono i VP ambientali mentre faccio questa cosa qui. Ci stavo già pensando da un po', la prossima live sarà così. Però ovviamente non dovrò bere, non dovrò mangiare, se no andrà a inquinare tutto il mio brontolone di stomaco. Perché purtroppo da quando mi sono operata ho questo problema qua, quando bevo e quando mangio poi tutto brum 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 brum, brontola lo stomaco, vorrebbe rimanere sempre vuoto. Allora, un messaggio per me dal libro. Non saprei cosa chiedere. Lui cosa vuole dirmi? Ah, proviamo a farla questa cosa qui. Aspetta, Allora, un messaggio, aspetta, chi sei tu che hai fatto? Ah, Oliver. Un messaggio per Oliver. Un messaggio per Oliver. Volete dare un messaggio ad Oliver? Volete dare un messaggio ad Oliver? Datemi un messaggio per Oliver. Trova sempre il lato positivo. Oggi ci concentreremo su come prevenire la creazione di legami negativi. In ogni circostanza che sembra provocare dolore, tu puoi percorrere la strada della pace chiedendoti: qual è il lato positivo di questa situazione? Il tuo, il tuo io superiore ti risponderà sempre. Ogni evento e rapporto Ogni evento e rapporto ti offre l'opportunità di crescere, imparare e guarire. Cresci compiendo azioni che ti fanno sentire bene, come dire la verità, stabilire i tuoi confini e vedere ogni cosa negli occhi dell'amore. Impara trovando lo schema ricorrente degli eventi che hai vissuto. Per esempio, potresti imparare come essere paziente, compassionevole e forte in queste situazioni. Guarisci attraverso la tua disponibilità a perdonare te stesso, gli altri e la situazione, liberandoti dall'energia corrosiva della rabbia. Oggi sii aperto a trovare il lato positivo di qualsiasi situazione e come raccogliere fiori per farne un bellissimo bouquet. Pensiero del giorno. Trovo il mio lato positivo in ogni relazione e situazione. Invece di guidare me stesso e gli altri, guardo tutti con empatia, imparando la lezione dagli eventi ricorrenti. Spezzo gli schemi negativi. Che dici? Oliver, ti può andar bene questa risposta? Eh sì, interessante Antonella, penso proprio che farò così. La prossima live la farò con gli incensi, come avevo fatto gli esperimenti insieme a Marco Lord Maniero. E forse aggiungerò qualcos'altro, ma non ve lo dico anticipatamente, lo farò quel giorno, una delle mie cose, insieme al fumo in live, e poi scaricherò il video, lo analizzerò e quindi poi lo riproporrò analizzato. Allora, stessa domanda di Oliver, che messaggio ha per me? Angolo, ok, facciamo così Antonella. Vedi Oliver che gli hai dato l'idea all'Antonella che non sapeva cosa chiedere. Allora, un attimo che mi centro. Allora, un messaggio per Antonella, un messaggio degli angeli per Antonella, un messaggio degli angeli per Antonella, un messaggio degli angeli per Antonella.
e ti ha dato la stessa cosa che ha dato a Oliver. Trova sempre il lato positivo. Te lo ricordi o te lo devo rileggere? Se vuoi te lo rileggo, se no, se te lo ricordi, la stessa cosa, proprio identica che ho letto ad Oliver, è la stessa. Di nulla, Oliver. Anche tu la stessa domanda, Willy? Oh mamma mia. Allora, ok, te la rileggo, Antonella, dai. Allora, così magari la riascolta anche meglio, Oliver. Trova sempre il lato positivo. Ok. Oggi ci concentriamo su come prevenire la creazione dei legami negativi. In ogni circostanza che sembra provocare dolore, tu puoi percorrere la strada della pace chiedendoti: qual è il lato positivo di questa situazione? Il tuo io superiore ti risponderà sempre. Ogni evento e rapporto ti offre l'opportunità di creare, imparare e guarire. Cresci compiendo azioni che ti fanno stare bene, come dire la verità, stabilire i tuoi confini e vedere ogni cosa con occhi dell'amore. Impara trovando lo schema ricorrente negli eventi che hai vissuto. Per esempio, potresti imparare come essere paziente, compassionevole e forte in queste situazioni. Guarisci attraverso la tua disponibilità a perdonare te stesso, gli altri e la situazione, liberandoti dall'energia corrosiva della rabbia. Oggi sii aperto a trovare il lato positivo di qualsiasi situazione e come raccogliere fiori per farne un bouquet bellissimo. Pensiero del giorno. Trovo il mio positivo in ogni relazione e situazione. Invece di guidare me stesso o gli altri, invece di giudicare me stesso e gli altri, guardo tutti con empatia, imparando la lezione degli eventi ricorrenti. Spezzo gli schemi negativi. Questo è. Ti senti, come si dice, ti rispecchi in questo? Di niente, Oliver. Allora, vuoi la stessa domanda per Willy Selvatico? Ok. Allora, un messaggio per Willy. Ah no, aspetta, dimentico sempre. Un messaggio per Willy Selvatico. Un messaggio per Willy Selvatico. Un messaggio per Willy Selvatico dagli angeli. Un messaggio per Willy Selvatico. Allora, il tuo messaggio è: infatti devo imparare ad avere pazienza, l'unica cosa che mi manca. E vedi, devi fare un po' più di introspezione, Antonella. Guarda più dentro di te. Resto più o meno, mi ci vedo. Bene, mi fa piacere, Antonella. Allora, Willy Selvatico, a te è venuto fuori: sentiti ricco. La tua situazione finanziaria, come altri settori della tua vita, è influenzata dalle emozioni che provi. Nella zona addominale ha sede la tua luce interiore, il potere di manifestazione, e le sensazioni che provi qui ne condizionano la forza e lo splendore. Quando pensi alle tue finanze, rilassa la pancia e senti questa luce diventare più grande e più splendente. I pensieri positivi, insieme a una luce interiore brillante e di alta intensità, danno come risultato rapide manifestazioni, ma è vero anche il contrario. Idee negative riguardo al denaro causano tensione nei muscoli, bloccando la capacità della luce di splendere e manifestarsi. Oggi immagina di essere favolosamente ricco. Senti senti nel profondo, in ogni parte del tuo corpo, in ogni emozione, che sei completamente sicuro dal punto di vista finanziario.
Lascia che il tuo stomaco si rilassi e vedi la tua fiamma interiore che si accende con come il carburante della fede. Sappi che quando ti senti ricco, lo sei per davvero. Pensiero del giorno: mi sento ricco in ogni senso. Mi visualizzo completamente sicuro dal punto di vista finanziario. Respiro e rilasso consciamente la pancia, vedendo e sentendo la mia luce interiore ardere con intensità. Willy, dimmi se ti senti rappresentato. Vado a dormire, ciao notte a tutti. Notte Antonella, grazie di essere stata qua, carinissima. Un bacio, un abbraccio di luce. Ciao ciao e grazie ancora. Willy, se ti senti realizzato, dimmelo. Che ore sono? Dai, ancora 10 minuti, poi chiudiamo, facciamo giusto un'ora. Che così fermiamo. Ma figurati. Grazie a voi che avete partecipato al mio esperimento sugli angeli, che non c'entra niente col canale. Ripeto, questo è più per l'altro canale, però lei mi ha spiegato perché sono povero. Simpaticissimo Willy. E vabbè. Allora, da quel punto di vista, allora devi rilassare la pancia, devi rilassare il terzo chakra e vedrai che diventi ricco. Il terzo chakra è quello più che comanda queste cose. Adesso se c'era qua la mia socia di Esoteric Whisper of Gaia, te lo diceva meglio perché lei è quella che studia i chakra meglio di me. Io sto studiando altre cose. Qualcun altro? Qualcun altro vuole fare domande? Uno stomaco oggi che è impazzito. Vede che ho mangiato malissimo tutto il giorno, infatti ho mangiato malissimo tutto il giorno. Quando si è fuori si mangia sempre tutto in velocità. Vado anche io a dormire, ci sentiamo. Ok, buonanotte Oliver, grazie, grandissimo Oliver Gattone, che già il nome mi stai simpatico. Notte. Buonanotte a tutti, quelli che vanno. Notte. Un bacio a chi va. Chi resta faccia un'altra domanda se vuole e poi chiudiamo perché anch'io sono stanca, vorrei andare a dormire sinceramente. Doveva essere una cosa di mezz'ora e poi adesso ho deciso di farla andare a un'ora, però non so neanch'io sinceramente perché sono un po' stanca. Se volete fare un'altra domanda, libro, facciamo una domanda. E meno male che io agli angeli non credo, però il libro è sfizioso assai. Porca miseria, ci prende se ci prende. Ci prende veramente. Non pensavo, penso che lo utilizzerò tanto sull'altro canale, su questo non ci prende perché comunque qua parliamo di... Anzi, se volete fare domande su quello che faccio anche sull'ultimo, diventerò miliardaria. Oh mamma, Marlena, questo non penso che te lo dica, proviamo, vediamo un po'. Marlena diventerà miliardaria. Marlena diventerà miliardaria. Marlena diventerà miliardaria. Non credo che ti abbia risposto, Aspetta che te lo scrivo. Un attimo, Marlena, poi ti leggo, scrivo, perché lei deve andare a dormire, scrivo il nome dell'altro canale ad Antonella. Allora, l'altro canale è Esoteric Whisper of Gaia. Questo è il nome dell'altro canale. Adesso non c'ho il Esoteric Whisper Off, no Og. Mamma mia, aspetta che te lo riscrivo.
Atmospheric Whisper of Gaia. Mannaggia, neanche buona a scrivere. Oggi proprio o sono stanca o sono proprio ignorante su tutti i fronti. Allora, chi era che che l'ha chiesto? Oliver? No. Marlena. Allora, sappi che sei perfetto. Di nulla, grazie a te Antonella, ci sentiamo sull'altro canale, grazie. E di là sono con la Daniela, la mia socia, quindi lo facciamo la Daniela e io. Notte, un bacio Antonella ancora, ciao, grazie. Allora Marlena, sappi che sei perfetto. Sei sempre stato perfetto fino al momento in cui Dio ha pensato per la prima volta a te. Sei stato creato senza difetti in tutti i sensi, sei il frutto della perfezione celeste e sei stato progettato magistralmente per le tue missioni divina nella vita. Tutto ciò che ti riguarda è stato pianificato in ogni dettaglio. Oggi rallegrati della tua perfezione. Non è una condizione immaginaria, irraggiungibile, no. Ops, 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 ops. Oggi rallegrati della tua perfezione. Non è una condizione immaginaria, raggiungibile, ma vera e propria perfezione divina. Cioè significa che sei il meraviglioso figlio di Dio e tutto ciò che ti riguarda è in totale ordine. La tua vita è perfetta, nonostante le apparenze indichino il contrario. Più conosci, affermi e ami la tua perfezione, più senti e capirai il progetto divino dentro a ogni cosa. Pensiero del giorno. Mi rilasso nella consapevolezza che sono divinamente perfetto e che tutto nella mia vita è in ordine. Più mi focalizzo su questa perfezione, più sento la sua energia di guarigione. Quindi, Marlena, modestamente, non hai bisogno di essere ricca per essere perfetta. Il libro ti dice che tu sei bene, sei bella così, sei perfetta così, sei ricca così. Devi essere meno materialista, perché sei ricca di cose dentro e non di cose fuori. Questo poi alla fine è ciò che è stato canalizzato. Eh sì, direi che è saggio. E da quello che è venuto fuori tu devi essere veramente una bellissima persona, Marlena. Hai una ricchezza interiore grandissima, quindi non hai bisogno di altre ricchezze, hai già questa. Qualche altra domanduccia? Quanti siete rimasti? In 2? Wow! Mamma mia, quanti mi piace! Grazie per le tue bellissime parole. Non sono le mie, sono degli angeli. Io ho letto quello che c'è dentro, ho canalizzato quello che hanno detto. E poi comunque tu sei una bellissima persona per quello che ti conosco. Mamma mia, scusatemi, ma veramente ho lo stomaco pazzesco oggi. Ecco, continua. Qualche altra domanda? Facciamo l'ultima, dai, che poi chiudiamo, che sono veramente stanca. Sono esausta completamente. Che ore sono? Sono quasi le 11. Mi fate altre domande o chiudo? Qualcun altro? Willy Selvatico. Allora, un'ultima domanda, poi vi abbandono. Cosa ci dice il libro riguardo alla situazione che stiamo vivendo? Bella domanda. Proviamo a vedere. Allora. Allora, cosa ci dicono gli angeli sulla situazione che stiamo vivendo a livello nazionale? Cosa ci dicono gli angeli sulla situazione che stiamo vivendo a livello nazionale?
Cosa ci dicono gli angeli sulla situazione che stiamo vivendo a livello nazionale? Willy, la risposta è: evita il nervosismo. La parola nervoso sembra allora, reset. La parola nervoso sembra implicare che qualcosa non va con i tuoi nervi. In realtà significa che il tuo sistema sensoriale è sano, ma lavora troppo. Quando provi questa emozione, ti senti come una preda e stai sempre in guardia. Il solo predatore nella tua vita è la paura, che logora il tuo sistema nervoso e si autoalimenta. L'unico modo per uscire da questo circolo vizioso è calmarti, con un approccio sia fisico sia emotivo. Inizia con quello fisico. Quando il tuo corpo si rilassa, è più facile calmare la mente. Quindi oggi, noi angeli, ti guideremo a fare qualcosa scusa, ho perso il segno, un attimo, allora, inizia con quello fisico. Quando il tuo corpo si rilassa, è più facile calmare la mente, quindi oggi noi angeli ti guideremo a fare qualcosa per distenderti. Quando senti una gran voglia di dedicarti all'esercizio fisico, di uscire all'aperto, di bere più acqua, di eliminare le tossine, di fare un bagno, di farti fare dei massaggi e cose del genere. Sappi che questi massaggi rilassano e questi messaggi provengono da noi. Mentre ti concentri sul rilassamento del corpo, noi ti aiuteremo a placare le emozioni. Comincia respirando profondamente nel corso della giornata, inviando il tuo respiro a ogni muscolo teso. Lascia andare il senso di pericolo quando espiri e assorbi sicurezza e serenità quando inspiri. Sei al sicuro, noi vegliamo su di te e sui tuoi cari come ci hai chiesto. Mamma mia, mi sono incasinata. Spero che tu abbia capito cosa ti ho scritto. Aspetta, adesso stanno arrivando tutte le risposte che stanno arrivando anche su Esoteric. Allora, pensiero del giorno. Rilasso il mio corpo e lascio che Dio e gli angeli mi proteggano. Sciolgo i muscoli sapendo di essere al sicuro in ogni senso. Beh, direi che il messaggio è molto chiaro. Dobbiamo, per superare questa situazione, evitare il nervosismo. E direi proprio di sì. Dobbiamo concentrarci più in noi stessi e ce l'ha detto praticamente, rilassarci, pensare a noi, a evitare i nervosismi, cioè non guardate più la TV. Ve lo dico, questo non lo dice il libro, lo dico io. Io infatti non la sto più guardando proprio per evitare di andare fuori di testa. È una situazione che fa andare fuori di testa. Quindi evitiamo e lottiamo per la nostra libertà. Non dico altro. Sono contenta, Willy, che ti sei ritrovato. Ragazzi, è passata un'ora e io così quasi chiuderei anche. Ciao Santen Chan, salve carissimo, che piacere vederti qui. Sì, sì Marlene, in TV. In TV lasciamo perdere la TV perché ti fa innervosire e gli angeli ci hanno detto che è meglio evitare il nervosirsi in questo periodo. Se vogliamo stare bene con noi stessi e superare questo periodo parecchio duro, bisogna stare tranquilli. Bisogna stare molto tranquilli.
Grazie di tutto, buonanotte. Buonanotte Willy Selvatico e grazie. Tanto noi ci sentiamo sempre su Facebook. Mamma mia, che è? Sì, piacere mio che sei passato di qua. Fai sempre dei video molto interessanti, Shanten-chan. Non so come si dice, spero di averlo detto bene. Ragazzi, quelli che ancora ci sono, perché mai siete andati via, se volete iscrivetevi sul suo canale perché fa veramente dei video molto interessanti. Quando posso, quando ho tempo, lo ascolto sempre. Esatto, bravo, hai ragione, è quello che penso anch'io. Infatti io sono anni che sto evitando proprio di vederla. La guardo solo se so che ci sono dei film interessanti, anche se poi io mi compro i CD per vedermi, i DVD per vedermi i film, sinceramente preferisco. Grazie, gentilissimo, grazie. Molto molto gentile. I miei non segnano niente, io faccio vedere solo quello che ci circonda, i mondi invisibili che ci circondano. I tuoi sono più istruttivi, sinceramente. E stasera ho voluto fare, lo dico anche a te, quella del libro degli angeli, che l'ho ritrovato, ma questo dobbiamo farlo appunto sull'altro nostro canale mio e della mia socia Daniela, che è Esoteric Whisper of Gaia, e quindi faremo una parte in cui appunto useremo il libro e le carte. No, no, sei bravissimo, non sono buona, io dico quello che sento. Se non sentivo questo non ne parlavo. Se l'ho detto vuol dire che penso quello che ho detto sicuramente. Non sono troppo buona, sono obiettiva in questo caso, come in tutti poi del resto. Poi ragazzi, se non avete altre domande da fare, io vi saluterei anche perché sono veramente stanchissima e vorrei anche andare a dormire. È da stamattina presto che sto correndo come una pazza. Infatti ho anche i capelli, mi vedo tutta, sono proprio schizzata, schizzatissima. Poi fa anche freddo, vorrei mettermi sotto le coperte. È venuto su un freddo, mamma mia. Allora, siete andati tutti a nanna? Posso chiudere? Vi saluto. Hola. Vado anch'io, Lola. Ok, Marlena, ciao, buonanotte, sogni d'oro carissima. Ok, anche a te carissimo, buonanotte a tutti. Allora vi saluto tutti, vi ringrazio per la compagnia che mi avete tenuto. Ho voluto fare questa live per far vedere questo libro, lo faccio vedere di nuovo. Non ci guadagno nulla perché l'ho comprato oggi, però mi piace talmente tanto che, ripeto, lo utilizzerò sull'altro mio canale, Esoteric Whisper of Gaia, sono talmente stanca che non riesco neanche a dire, che gestisco a metà con la mia amica Daniela, e in cui adesso lei sta rispondendo a chi sta scrivendo dall'altra parte, perché mi arrivano gli avvisi. Tutti quegli avvisi che voi avete sentito sono lei che risponde dall'altra parte. Quindi un saluto a tutti, un bacio a tutti, alla prossima. La prossima live, mi raccomando, cercate di esserci tutti perché farò degli esperimenti in live, dopodiché ovviamente quello che si riuscirà a recepire, a vedere, a sentire nella live, la sentirete nella live. Poi la scaricherò, la metterò in analisi e vedrò cosa è venuto fuori da quella live. Ok? Un bacio a tutti, buonanotte, alla prossima. Ciao a tutti.